Si chiama Anin ed è il primo manuale per l'insegnamento della lingua e della cultura friulana alla scuola primaria. Lo stanno ricevendo 20.000 alunni di 247 istituti del territorio, l'iniziativa dell'Arlef. Ed ora parliamo del primo manuale per l'insegnamento della lingua e della cultura friulana dedicato alle scuole primarie. Si chiama Anin ed sarà distribuito gratuitamente a 247 scuole per un totale di oltre 20.000 alunni, le cui famiglie hanno scelto appunto l'insegnamento della lingua friulana. A 11 anni dall'introduzione del regolamento che ha dato attuazione alla legge regionale sull'insegnamento della lingua friulana in Friuli Venezia Giulia, arriva il primo manuale per l'insegnamento della lingua e della cultura friulana nella scuola primaria. È Anin, diviso in 2 volumi, dedicato uno al biennio e l'altro al triennio. Il progetto segna una svolta importante per l'insegnamento del friulano alle nuove generazioni. Il friulano sta avanzando come gradimento da parte della popolazione, tant'è che abbiamo l'80% dei genitori che sceglie per i propri figli l'insegnamento della lingua friulana nelle zone chiaramente friulanofone. Anin 1 e 2 si presentano con una grafica moderna e trattano argomenti di geografia e storia con elementi di letteratura friulana, riflessioni linguistiche in lingua inglese e riferimenti interdisciplinari per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il bambino trova corrispondenza tra la grande storia insegnata in italiano e la storia sua locale, l'importanza delle fonti anche sul territorio fatta in friulano. I progetti sul friulano danno il senso di una comunità e del suo radicamento. La strada da fare è ancora lunga, sicuramente è stato fatto moltissimo, però se si parla di scuole e di contesti plurilingue il lavoro da fare è sicuramente ancora molto.